ci sono state molte considerazioni, chiamiamole istituzionali, poi risponderò io a quello. Bene. Allora, Sembra noi no, è buono. per fare alcune chiarezze, perché ero in regione quando sono state fatte le delibere 2673 delle funzioni. Questa delibera nella sostanza ridisegna quella delibera là. Quindi oggi la delibera a quale fare riferimento è questa, che ha le funzioni per ogni presidio ospedaliero, esattamente come quella là, che ha i posti letto per ogni presidio ospedaliero, per quell'area medica, l'area chirurgica e l'area materno-infantile, quella riabilitativa, e ha una tabellina sotto, è solo impostata diversamente, la tabellina di posti letto è messa sotto e questa delibera dice anche quanti di questi posti letto sono intensivi o semi-intensivi, perché sappiamo bene che abbiamo una necessità di fare chiarezza su questo punto e come si vedrà su questo punto i posti letto poi saranno quelli previsti poi e coincidenti con quello che è la programmazione anche che viene richiesto a livello nazionale.